In una serata tiepida d'autunno, Giovanni XXIII commosse il mondo con parole intrise di umanità e poesia. Figlioli, tornando a casa troverete i bambini, date loro una carezza e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Dite che il Papa è con loro. Questo fu il preludio al Concilio Vaticano II, che avrebbe rinnovato profondamente la Chiesa. Giovanni XXIII divenne il Papa del dialogo, delle aperture e delle audaci novità che avvicinarono la Chiesa al mondo moderno. Il suo pontificato, sebbene breve, fu significativo e incidente. Angelo Giuseppe Roncalli, nato il 25 novembre 1881 a Sottoilmonte, fu educato nella povertà contenta e benedetta dalla sua famiglia contadina. Sentì presto il desiderio di consacrare la sua vita a Dio per servire gli altri nella carità. Dopo un percorso di preparazione al sacerdozio, divenne segretario del vescovo di Bergamo, imparando l'importanza della bontà e della carità. Durante la Prima Guerra Mondiale partecipò come sergente di sanità e cappellano militare. Successivamente fu inviato a Roma all'opera della propagazione della fede, dove si distinse come uomo di rapporti tra le chiese e gli stati. Nel 1925 fu consacrato vescovo e iniziò un lungo viaggio in Bulgaria, Turchia, Grecia e infine a Parigi come nunzio apostolico. Durante questi incarichi, il suo spirito ecumenico si formò, superando divisioni e pregiudizi secolari. Eletto Papa, scelse il nome di Giovanni, dolce e solenne. Il suo pontificato, sebbene breve, fu caratterizzato dalla volontà di aprire nuovi orizzonti di dialogo e comprensione tra la Chiesa e il mondo. Giovanni XXIII gettò un ponte tra Oriente e Occidente e fu il Papa che ha gettato un ponte sui 9 secoli che ci dividono dai cristiani dell'Oriente e sui 4 che ci separano dai fratelli dell'Occidente, come scrisse François Mauriac. Giovanni XXIII, con il suo pontificato breve ma significativo, ha lasciato un'eredità di apertura al dialogo, di umiltà e di bontà che ha commosso il mondo. Il suo spirito ecumenico e la sua volontà di superare divisioni e pregiudizi hanno permesso alla Chiesa di avvicinarsi al mondo moderno. Il suo nome, Giovanni, è diventato sinonimo di dolcezza e solennità e il suo stile accattivante e ottimista ha guadagnato il soprannome di Papa Buono. La sua umiltà e la sua fiducia nella volontà di Dio sono diventate un esempio per tutti. Giovanni XXIII è stato una primavera per la Chiesa e una porta aperta alla speranza per il mondo intero. La sua canonizzazione nel 2014 è stata il riconoscimento della sua santità e del suo impatto duraturo sulla Chiesa e sulla società. Signore, sono qui davanti a te senza saperti dir nulla. Eppure ho tante cose da dirti, tante cose da chiederti, ma sono troppe e non so da quali cominciare. Signore, ho una pena che tu solo conosci. Tu ed io non oso dirla a nessuno. Mi vergogno di farla sapere ad altri.
Signore, la dico a te. Vedi, mi costa di dirla anche a te. Perdonami. Tu che mi leggi nel cuore, tu aiutami, Signore. Esaudiscimi per la fede del tuo servo Papa Giovanni. Per il bene che ti ha voluto, rivolgi a me il tuo sguardo di Padre buono. Signore, soccorrimi, dammi la grande grazia che ti chiedo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore, so che tu hai sofferto nel veder soffrire. Non hai pianto sulla tomba di Lazzaro, non hai pianto sulla tua città che ti rinnegava e fuggiva da te. Io sono tentato di fare lo stesso. Sono tentato di ribellarmi a te, di fuggire da te. Signore, non permetterlo, te ne scongiuro. Fai che vinca me stesso, la mia riluttanza, e che stia sempre con te. Ma tu, o Signore, per intercessione del tuo servo, Papa Giovanni, dammi la grazia che ti chiedo, che lui ti chiede per me. Io non son degno di levare la mia voce a te, ma lui sì. Per lui ti prego, esaudiscimi, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore, se guardo l'anima mia mi spavento. Quanti peccati! Tutti i giorni ne commetto. Come pregarti così? Ma, o Signore, non sei tu padre, un padre che non porge un sasso a un figlio che chiede pane. Ti confesso che a volte ho questa impressione. Anche ora, Signore, anche ora, mentre ti prego, mi domando se la tua bontà vincerà la mia miseria, se il tuo amore sorpasserà la mia cattiveria. Signore, liberami da quest'incubo, dissipa la mia diffidenza nella tua bontà. Tu che ci hai dato in Papa Giovanni un esempio vivo di semplicità affettuosa per te, di confidenza illimitata, di sereno abbandono, con la grazia che ti chiedo per i suoi meriti, dammi quella di non aver mai paura di te, ma solo del peccato, e che ti ami come tu meriti di essere amato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.